di 12 anni vede dalla finestra i ladri incappucciati davanti a casa, urla chiamando aiuto e viene presa a sassate dai malviventi, paura nella notte in via Castellana, Montebelluna. Ancora un incidente mortale sulla Romea stamattina a Sant'Anna di Chioggia, ha perso la vita un ragazzo di 20 anni di Rosolina, è la quinta vittima in pochi mesi, è uscito di strada con l'auto. Stamane a Reggio Calabria, Società Natale, l'ultimo saluto a Jessica Giovanna La Pace, la 32enne morta in moto con il fidanzato sabato scorso a Salgareda. Raggirati da finti carabinieri, ancora un caso di truffa ad anziani. Nel mirino una coppia di coniugi residenti in città, rubati tutti i gioielli di famiglia e i consigli della polizia locale. Entra in vigore oggi il nuovo decreto Autovelox che in tutta Italia spegne 850 dispositivi non omologati, ma altri 3.000 potranno essere accesi senza temere i ricorsi dei multati. Turisti che sottovalutano i pericoli o affrontano le escursioni senza la dovuta preparazione, attrezzatura, raffiche ed interventi del soccorso alpino. In bici dalla chiesa di San Francesco a Treviso fino alla Basilica di Assisi, l'impresa di due trevigiani partiti questa notte, obiettivo raccogliere fondi per due iniziative in ricordo di Don Edi Savietto, il giovane sacerdote montebellunese morto in Brasile nel 2023. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi dunque i titoli in primo piano, la cronaca. Ragazzina scopre i ladri davanti alla sua casa, chiede aiuto e viene presa a sassate. È accaduto la scorsa notte in via Castellana a Montebelluna. 3 o forse 4 i malviventi vestiti di nero addosso il passamontagna. È quasi l'una di notte, si aggirano fra le case nel quartiere Posmon a Montebelluna. Alla finestra una ragazzina di 12 anni sente dei rumori, si accorge di loro e grida terrorizzata. Di tutta risposta i ladri raccolgono dei sassi e glieli lanciano contro. Ha provato di guardare dalla sua finestra e in un attimo arriva un sasso. Ha visto che ci sono dei ladri nella casa, quella davanti a noi, e quindi così. E ha preso paura, immagino. Sì. Tanto. Fortunatamente le pietre non colpiscono la dodicenne, ma entrano nella stanza. Tanta la paura, ci racconta la mamma della ragazza, soprattutto il fratellino che sente tutto. Soprattutto il bambino piccolo. Abbiamo fatto fatica ieri per farlo addormentare. Perché diceva, piangeva, aveva paura che tornassero. Sì. E stamattina le ho detto guarda, non ci sono più, i carabinieri hanno fatto il loro lavoro, l'hanno cacciati, non ci sono più, e quindi stiamo provando magari di calmarlo in qualche modo. I genitori urlano che ci sono dei ladri e attirano l'attenzione dei vicini che escono di casa e chiamano i carabinieri. Erano delle bestie, ci dice una signora, saltavano da una recinzione all'altra con il volto coperto. A trovare i sassi lanciati i proprietari di questa villetta. Li ho trovati qui fuori, certo. Ecco, che cosa ha sentito lei qua? Io sentivo i ladri, aiuto, i ladri. E non ho fatto caso subito, ecco. E quando è uscita invece si è resa conto? Mi sono reso conto perché hanno chiamato anche i carabinieri, sono arrivati subito. La casa di questa signora è stata presa d'assalto dai ladri qualche tempo fa. Hanno rotto la porta della centrale, sono entrati, hanno fatto il giro di tutta la casa, però hanno portato via poca roba e forse indisturbati sono usciti. Forse i malviventi, che tenevano la zona sotto controllo da alcuni giorni, volevano entrare nelle villette chiuse perché i proprietari erano in ferie. Sono Dopo stati sono saltati veloci. Per ultimo, di là che sono in ferie. Sono saltati di là, basta, più visti. Una strada questa solitamente trafficata, ma che in questo periodo è chiusa per lavori. Probabilmente i ladri hanno tentato i colpi pensando di agire indisturbati. La paura è stata tanta. Quanta paura avete ora? Tanta, sto tremando, adesso sono ancora un po' agitata, sì. Un altro incidente mortale sulla Romea. Stamattina a Sant'Anna di Chioggia ha perso la vita un ragazzo di 20 anni di Rosolina, è la quinta vittima in pochi mesi. Non sono neanche le 7 del mattino di questa calda domenica di luglio. Carlo Boscolo, 20 anni, di Rosolina, è alla guida della sua auto e percorre la Romea in direzione Ravenna. All'altezza del ponte sul Brenta a Sant'Anna di Chioggia, l'auto esce improvvisamente di strada e finisce nel fossato. Per il giovane non c'è nulla da fare, il ventenne muore sul colpo. Cosa abbia causato l'incidente ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 con l'elicottero e l'ambulanza,
che hanno tentato invano di rianimare il ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, nel provocare l'uscita di strada non sarebbero coinvolti altri veicoli. La morte di Carlo Boscolo arriva ad una settimana da quella del motociclista trevigiano Maurizio Scomparin, 62 anni, e a 8 da quella del centauro, 34enne Andrea Favaro di Oriago di Mira. Dallo scorso marzo sono 5 le persone ad aver perso la vita in incidenti sulla Romea, ed ora il dramma di un'altra vita spezzata sulla statale 309, una delle strade più pericolose d'Italia, della messa in sicurezza della quale si parla da 30 anni senza che nulla sia stato fatto. Da parte mia, come sindaco di Chioggia, esprimo le condoglianze ai familiari, il papà e la mamma di Carlo, e a tutti i familiari e i loro amici. Si sta parlando di Romea anche in questi giorni, purtroppo in un mese 5 incidenti mortali, ma come ribadisco sempre, la strada è lì ferma. Questi incidenti accadono per disattenzione, per un colpo di sonno, per una distrazione, per la velocità. Sono tante le cause per gli incidenti stradali. È giusto parlare di Romea, è giusto dire mettiamola in sicurezza, perché la Romea, se sbagli, non perdona, questa è la verità. Però tutto, ripeto, tutto dipende solamente da chi è alla guida dei veicoli. Però Carlo purtroppo ha perso la vita questa mattina nel nostro territorio comunale, e questo chiaramente ci rende molto tristi. Schianto in moto, l'addio questa mattina a Jessica Giovanna Laface, la 32enne morta sabato scorso in un tragico incidente stradale mentre si trovava in sella con il 37enne Francesco Paolo Fecarotta a Salgareda. Il rombo delle moto, i palloncini bianchi, le lacrime dei familiari, degli amici. L'ultimo saluto nella sua città, Reggio Calabria, a Jessica Giovanna Laface, la 32enne morta a Salgareda, in sella alla moto del 37enne Francesco Paolo Fecarotta. Nelle immagini di Reggio Today, i centauri accanto alle 2 ruote, i caschi in mano, alzati al cielo. La salma, partita da Oderzo, è arrivata nel quartiere Archi, dove la 32enne era cresciuta. Sul feretro una foto di Jessica con quel sorriso contagioso, il casco, la tuta da motociclista. Lei chiamava le moto la libertà, la vita. Una chiesa gremita di cittadini che si sono stretti attorno ai familiari della donna che da anni viveva nel Trevigiano. Le parole di chi aveva conosciuto ed amato Jessica: non ti dimenticheremo mai. Sull'incidente la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale che vede come unico iscritto nel registro degli indagati l'automobilista 56enne contro cui si è schiantata la moto BMW con in sella le 2 vittime. È stato identificato il ragazzo trovato senza vita ieri mattina a Mirano, nel Musone, in via Bastia Fuori. Si tratta del 24enne Alex Favaro di Noale. Per chiarire le cause del decesso, la magistratura ha disposto l'autopsia. Sul corpo non sembrano esservi tracce che portino ad ipotizzare una morte violenta. Il 24enne potrebbe essere scivolato nel canale dopo aver perso l'equilibrio, forse anche per un malore, ma al momento non si possono escludere alcuna ipotesi. Già giovedì scorso una signora residente in una delle abitazioni che si affacciano sul Musone aveva sentito un tonfo ed una richiesta di aiuto. La donna aveva lanciato l'allarme, ma non era stato trovato nulla fino a ieri mattina, quando un uomo ha visto un corpo galleggiare sul Musone a 2 passi dalla piazza di Mirano. Ed ancora a cronaca, raggirati da finti carabinieri, ancora un caso di truffa ai danni di anziani a Treviso. Stavolta nel mirino dei malviventi una coppia di coniugi residenti in città, rubati tutti i gioielli di famiglia. L'allarme della polizia in periodo che vede un incremento dei casi. Non fate mai entrare in casa sconosciuti, anche se indossano una divisa.
L'ennesimo caso di truffa agli anziani è quello che vede protagonista una coppia di coniugi residenti a Treviso, contattati al telefono da un sedicente appartenente alle forze dell'ordine. Sono state preventivamente raggiunte dalla telefonata di qualcuno che diceva di essere una forza di polizia e comunque di avere la necessità di andare a fare una perquisizione in casa alla ricerca di una qualche prova di un reato commesso da loro, una coppia di anziani. Perché dicevano che erano stati trovati degli elementi per cui su una scena di un reato riconducevano a loro. Poco più tardi i truffatori si sono presentati alla porta di casa della coppia che ha commesso l'errore di farli entrare. Queste due persone hanno potuto fare quello che volevano, ossia da un lato hanno distratto e dall'altro intanto un'altra persona arraffava quelli che erano, diciamo, i loro oggetti importanti e preziosi. E queste sono le cose che fanno veramente male. Quindi anche qualora dovesse succedere una cosa del genere, ribadiamo quello che dicevamo un attimo fa, la telefonata, prendiamo appunti e se abbiamo qualche dubbio, e mi raccomando, analizzate bene la situazione, fate una chiamata al 112. L'appello delle forze dell'ordine, quelle vere, è sempre lo stesso: non far entrare mai in casa persone sconosciute, anche se si qualificano come carabinieri, e verificare sempre quanto vi viene detto, anche in caso di telefonate, chiamando il 112. Nelle ultime settimane si sta assistendo in tutta la provincia ad un notevole incremento degli episodi di truffe agli anziani, per questo è importante prestare la massima attenzione. Autovelox, scattano da oggi le nuove regole, stop agli apparecchi non omologati, ma tornano ad accendersi 3.000 nel territorio nazionale ritenuti legittimi. Decreto atteso da 34 anni, è entrata in vigore la rivoluzione Autovelox che mette nero su bianco regole chiare ed omogenee, 850 i dispositivi che dovranno essere spenti ed ottenere un'omologazione per tornare attivi. Ben 3.000 nel territorio italiano invece sono già considerati legittimi con caratteristiche tecniche per essere considerati omologati. Quindi ad oggi, con il decreto che è entrato in vigore, perché un apparecchio Autovelox possa considerarsi legittimo deve avere un'autorizzazione preventiva del prefetto, almeno per le strade urbane e le strade extraurbane ordinarie. Poi l'inserimento in una piattaforma ministeriale che era stata attivata nel novembre scorso e la conformità a questo decreto di oggi e quindi all'elenco che è allegato al decreto. Anche i comuni veneti dovranno adeguarsi alla normativa. Dobbiamo ancora fare delle verifiche perché bisogna appunto verificare che i comuni proprietari degli apparecchi o gli altri enti che li hanno installati abbiano inserito nella piattaforma ministeriale l'apparecchiatura, che siano tarati e che abbiano quelle caratteristiche tecniche che sono nell'allegato del decreto entrato in vigore oggi. Da oggi, quando vengono contestate le sanzioni, nella contestazione vanno messe gli estremi della tipologia, marca, apparecchio, data di produzione, proprio per renderlo coerente col decreto. Finisce l'era delle incertezze, spiega Carlo Rapicavoli, direttore ANCI Veneto. L'auspicio è proprio questo, che si ponga fine a questa fase di incertezza, perché è giusto che ci siano delle regole chiare, sia per chi deve fare i controlli, sia per il cittadino che subisce la sanzione, non dimenticando che l'eccesso di velocità è una delle cause principali dell'incidentalità e quindi anche della mortalità sulle strade, e quindi non può essere trascurato questo aspetto della sicurezza legato a questioni di tipo formale. Speriamo che questa sia veramente la volta buona per superare ogni incertezza. Il Veneto è tra le regioni che incassano di più dalle multe per eccesso di velocità. Nel 2025 Padova è il quarto capoluogo d'Italia per incassi da Autovelox, con oltre 5,7 milioni di euro. Treviso al nono posto con quasi 3 milioni di euro e Venezia decima con quasi 2 milioni e mezzo. L'Unione Europea vuole interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia per la riapertura del padiglione russo. L'annuncio della vicepresidente della Commissione Europea ed è bufera. Di inaccettabile censura parla il presidente della regione Stefani, mentre Zaia considera la decisione un atto di arroganza istituzionale dell'Unione Europea contro la Biennale. In zona Pescheria, nel cuore di Treviso, continua
continuano le situazioni di degrado, cittadini e commercianti esasperati. Abbiamo già fatto segnalazioni al Comune. Il carrello utilizzato come giaciglio per dormire, un bivacco di fortuna nel cuore di Treviso, dove più volte commercianti e cittadini hanno chiesto maggiori controlli. Non è certo un bel biglietto da visita, ci dicono, soprattutto perché in questa parte della città transitano tantissimi turisti. Parliamo del cuore del centro storico di Treviso, ci vuole un occhio di riguardo, abbiamo già fatto i nostri esposti, anche perché è una zona di mercato. Perché se nell'isola in mezzo al Cagnan la situazione non è facile, non va meglio nell'area del mercato ortofrutticolo. C'è una zona che bivacca, però c'è un assembramento di personaggi un poco raccomandabili. Comunque penso che il Comune si adopererà chi per esso per risolvere la questione. Speriamo il più presto possibile. Ma a questo si aggiunge una situazione di degrado assoluto proprio all'ingresso della piazzetta San Parisio. La titolare di un negozio ogni mattina cerca di pulire. Non so se il Comune, per carità, è bravo il nostro sindaco, bravissimo, però qualche volta che venga una passeggiata a vedere la pescheria. E lei da stamattina che sta pulendo qui? Sì. Alle 5 del mattino la signora Luisa passa di qua, pulisce, cerca di lavare per togliere l'odore sgradevole che aleggia nella zona. In quest'area il degrado regna ormai da tempo. Siamo in centro. Ma cosa serve? Cosa serve? Adesso può toccare vicina. I turisti seduti a pochi passi nei tavolini dei locali turistici di Treviso, sullo sfondo le zone più belle della città, forse con qualche bivacco di troppo e qualche rifiuto abbandonato nella notte. Turisti che sottovalutano i pericoli della montagna o affrontano le escursioni senza la dovuta preparazione o attrezzatura. Crescono ogni anno gli interventi del soccorso alpino. Con l'arrivo dell'estate riparte in montagna consapevole la campagna per la prevenzione degli incidenti. Noi siamo in questo momento appena rientrati e prendo questo spunto come esempio da un recupero nelle Dolomiti d'Ampezzo per un escursionista che aveva sbagliato sentiero. Ha sbagliato sentiero andando a mettersi in una condizione veramente pericolosa in una parete quasi verticale dove siamo dovuti intervenire con l'uso del vericello, proprio perché, a detta sua, stava seguendo correttamente una traccia scaricata da internet. Ecco uno dei tanti esempi di cosa non fare quando si affronta la montagna. Con l'arrivo dell'estate e l'aumento delle escursioni torna il tema della sicurezza in montagna. Sono in aumento costante gli interventi del soccorso alpino, spesso dovuti ad una preparazione insufficiente o ad una sottovalutazione dei rischi da parte degli escursionisti. Ecco che riparte Montagna Consapevole, la campagna della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi per diffondere la cultura della prevenzione. Dobbiamo comunque aver ben presente l'andamento meteorologico della giornata. In questi giorni di caldo è importante idratarsi, è importante avere tutte le accortezze per non patire il caldo e la disidratazione, e questo mi fa collegare per esempio a una corretta pianificazione della gita durante la giornata. Bisogna partire nelle ore proprio mattutine, fresche. Dobbiamo appunto continuare a verificare sempre l'adeguatezza della nostra attrezzatura e le nostre capacità in relazione ai nostri compagni di gita, che a dettare il ritmo sarà sempre e comunque il compagno più in difficoltà o più debole del gruppo, e quindi anche nel calcolo dei tempi di percorrenza dovremo andare a fare queste considerazioni. Verranno celebrati martedì alle 15:30 nel Duomo di Montebelluna i funerali di Monica Gallina, 45 anni, pioniera dell'estetica oncologica nella Marca trevigiana. È morta venerdì dopo aver lottato con forza e con il sorriso contro la malattia, quella malattia che con il suo lavoro aveva aiutato tante donne ad affrontare. Monica, titolare dell'estetica Playa del Sol, era specializzata in estetica oncologica ed accompagnava i malati di tumore durante il percorso delle cure, aiutandoli ad affrontare gli effetti delle terapie sulla pelle, capelli, sopracciglia. Monica Gallina lascia il marito Diego, la figlia Diletta e i genitori Fiorella e Tiziano.
Accompagnano gratuitamente i malati oncologici alle sedute di chemio e radioterapia in tutto il nord-est, supportandoli e spesso stabilendo con i pazienti dei veri e propri rapporti di amicizia. Sono i volontari del trasporto della LILT di Treviso che lanciano un appello: abbiamo bisogno di nuove forze. Una persona stupenda, ricordo di quel paese, questo veniva da Mogliano, quindi ogni mattina andavamo a prenderlo. Lui era un ex oste, quindi sapete come sono gli osti che hanno gioviali, certo. E lui al ritorno diceva sempre: fermiamoci su quel bar perché lì hanno particolare. Ma no, non possiamo, no, io devo rientrare. Però lui doveva bere qualcosa e fumarsi la sigaretta. Ma guarda che la sigaretta ti fa male, non ha importanza, mi diceva Fedele. Non ha importanza, vuoi morire da sano? No, assolutamente. C'era anche un po' questa parte ironica ovviamente del dramma. Ovviamente, certo. ovviamente. Purtroppo un giorno mi è arrivata la telefonata da lui personalmente per salutarmi, perché diceva: il mio momento è giunto. E in quei momenti ti senti impotente davanti alla vita, purtroppo. E lo si abbraccia virtualmente e gli si dice buon viaggio, ecco, più di quello. Un groppo in gola per l'emozione capita anche a un veterano come Fedele De Cristofaro, perché come lui gli oltre 200 volontari della LILT di Treviso, su 900 totali, impegnati nel particolare settore del trasporto dei malati oncologici, passano ore con queste persone, creando un rapporto stretto, spesso di amicizia e di confidenza, che il destino molte volte spezza lasciando un segno. Fedele De Cristofaro è un volontario da oltre 20 anni nel trasporto totalmente gratuito che consente ai malati di sottoporsi a chemio e radioterapia. Non si sono mai fermati, nemmeno ai tempi del Covid, gli angeli della LILT, testimoni di una società che cambia, perché ogni anno c'è un aumento di almeno il 10% di richiesta del loro aiuto. Ci sono tante persone sole, ci sono tante persone che nonostante abbiano dei figli, però per motivi di lavoro non possono assistere i propri genitori. Quindi siamo noi a dare un supporto a queste famiglie, a questi pazienti, per darsi la possibilità loro di curarsi. Adulti, anziani ma anche bimbi. E l'emozione torna ad affacciarsi in De Cristofaro nel raccontare il suo primo servizio nel 2005 proprio per il trasporto di un piccolo malato di tumore. Quando si entra in questi reparti ti si chiude lo stomaco, ti si chiude, ti cambia il mondo, perché vedere questi bambini le cambia il mondo. Un servizio che negli anni ha visto moltiplicarsi i volontari, molti di questi pensionati che mettono il loro tempo a disposizione degli altri, ma proprio in estate le richieste aumentano e c'è bisogno di nuove forze in campo. L'appello è chiaro. Se c'è gente che ha qualche ora al giorno da poter dedicare alla LILT per questi trasporti dei pazienti oncologici, basta presentarsi nelle sedi della LILT dislocate nella Marca, da Treviso a Conegliano, da Castelfranco a Montebelluna, da Oderzo a Vittorio Veneto. Un'attività cruciale che necessita anche del sostegno con il 5 per 1000. Dare una mano, aiutare chi è in un momento di grande difficoltà, una missione che in Fedele De Cristofaro è nata in un momento particolare. Una vita nell'aeronautica militare e poi è passato dallo sfrecciare in cielo a diventare un angelo del volontariato. Ho dovuto abbandonare l'aeronautica militare per motivi di salute, e quando si ha bisogno di un qualcosa ci si chiede sempre dove posso aiutare questa mano, chi è che mi tende una mano per poter avere un sostegno. Quando ho cominciato a star meglio ho pensato anch'io di fare un qualcosa per loro. Di cambiare. Ed ora ci fermiamo per un istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Fiati corti, il Festival del Cinema di Strana entra nell'ospedale di Treviso con la proiezione di 20 cortometraggi d'animazione per i bambini ricoverati in pediatria. Ed i piccoli pazienti diventeranno anche giurati, scegliendo il vincitore del premio Fiati Junior.
Viaggiare con la fantasia attraverso un film anche quando si è ricoverati in ospedale. Si chiama Corti in corsia, il progetto avviato nel cinema della pediatria dell'ospedale di Treviso, promosso dall'Ulse 2 in collaborazione con il Festival Fiati Corti di Istrana e Cineforum Labirinto. Un progetto in sinergia a favore anche dei più piccoli, la promozione del cinema e del nostro Festival Fiati Corti, che entra anche in corsia, in pediatria, per far sì che ci siano anche dei momenti di spensieratezza per i piccoli pazienti che diventano protagonisti anche del nostro festival, perché addirittura potranno fare i giurati dei corti di animazione e quindi esprimere anche il loro giudizio su quello che vedranno. I bambini saranno quindi non solo spettatori ma anche protagonisti, diventando una giuria cinematografica che esprimerà dei voti e sceglierà il miglior corto d'animazione. Abbiamo pensato per questa iniziativa è quella di affiancare ai premi ufficiali che ci sono nel Festival Fiati Corti, che sono quindi dei premi che vengono attribuiti da giurie qualificate dal pubblico, un premio speciale che si chiamerà Fiati Junior e verrà individuato un cortometraggio tra quelli che vengono proiettati qui in pediatria, che verrà premiato e verrà proiettato poi nella cerimonia finale di premiazione di tutto il festival. Nel corso della presentazione la proiezione di un primo cortometraggio francese dedicato alle emozioni dell'innamoramento e del primo bacio, un progetto importante anche nel percorso di cura dei bambini. Sono importantissime, no? Non solo e anche perché hanno un momento di svago, di poter uscire, no, dalla preoccupazione, dalla routine, del stare in un reparto, ma anche perché vedere un film, un corto o un cartone animato migliora anche come la prognosi, poi vedi il ricovero, perché il bambino sta più bene, è più allegro, soffre di meno, e quindi da una parte offriamo la possibilità di passare del tempo piacevolmente, dall'altra offriamo anche la possibilità di vedere qualcosa di bello che i bambini si portano a casa, magari imparano anche ad amare il cinema, che ci fa piacere, ma anche serve a curarli meglio, a fare stare meglio. La Sala dei Colori è un prezioso patrimonio non solo per la pediatria ma per tutto l'ospedale di Treviso. È il terzo cinema in Italia ed è aperto ovviamente non solo ai bambini ma anche a tutti i pazienti ricoverati. Credo che anche questa iniziativa possa essere aperta ai pazienti che sono ricoverati, che se hanno voglia anche loro alleviano un po' le sofferenze, quindi è proprio bello perché è anche un momento un po' di umanizzazione delle cure, in un momento in cui si fa fatica, e quindi anche questo rientra nei progetti di umanizzazione del nostro ospedale. Oltre 100 volontari insieme alle loro famiglie si sono riuniti al Tempio del Donatore di Pianezze di Valdobbiadene per celebrare la 53esima giornata del Donatore di Aido, il tradizionale appuntamento dedicato alla promozione della cultura del dono nella Marca e al ricordo di quanti con la loro scelta hanno dato una nuova possibilità di vita ad altre persone. La giornata è stata anche l'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti e per annunciare un'importante novità organizzativa, la ricostituzione del gruppo comunale Aido di Vittorio Veneto. Pedalare dalla chiesa di San Francesco a Treviso fino alla Basilica del Santo ad Assisi. Questa è l'impresa di due trevigiani partiti questa notte con due obiettivi: raccogliere fondi per due iniziative nel ricordo di Don Edi Savietto, il giovane sacerdote montebellunese morto in Brasile alla fine del 2023. Eccoci, siamo in partenza, ore 2:30 precise. Assisi ci attende. È iniziata nel cuore della notte la nuova pedalata solidale di Leonardo Moretto e Alessandro Bressan, dalla chiesa di San Francesco di Treviso alla Basilica di San Francesco ad Assisi. Quest'anno sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco e l'ispirazione viene dall'amicizia che io e Alessandro abbiamo e avevamo con Don Edi Savietto. Un'amicizia seppur breve ma estremamente intensa, quella con Don Edi, giovane sacerdote montebellunese morto in missione in Brasile, ma che ha lasciato in tanti che l'hanno conosciuto il valore della solidarietà. Don Edi, tra l'altro, è stato tra i primi in diocesi a Treviso ad utilizzare positivamente i social, gli stessi che Leonardo e Alessandro utilizzano per raccontare le emozioni del loro percorso verso Assisi. Perché cercheremo di sensibilizzare le persone che ci seguono e ad aiutarci ad una raccolta fondi che abbiamo promosso in ricordo di Don Edi. Ecco, questa raccolta fondi che obiettivi ha? Ha due obiettivi: aiutare il gruppo di Mao Estendidas, che aiuterà Sant'Egidio di Treviso ad una
raccolta fondi per aiutare i bambini in difficoltà che devono andare a scuola e quindi materiale scolastico. Dopodiché cercheremo di dare una mano per il sostegno e l'adeguamento di una sala parto che è gestita da delle suore comboliane in Kenya e che dà servizio a migliaia di donne. Per Leonardo e Alessandro questa non è la prima avventura su due ruote. Tra le tante Roma e l'arrivo a San Pietro, sempre il ricordo di Don Edi e nel segno dell'umiltà che rammentava costantemente a tutti. Perché Don Edi negli ultimi anni tende la mano, ma anche in un certo senso, oltre che a tenderla, me la appoggia sulla spalla e mi sento orgoglioso di poter dare voce ad una voce che non c'è più, ma che continua a vivere con questa esperienza. Per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, un collezionista privato mette a disposizione di quanti vorranno visitarla una singolare mostra dedicata alla lira. Noi l'abbiamo visitata in anteprima per voi. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Eccole le 1000 lire protagoniste della canzone di Natalino Otto. 1000 lire del 1938 corrispondono a 860 euro odierni. Pochini in vero per la felicità auspicata dal testo, comunque molti di più rispetto all'attuale pensione minima fissata a 611 euro. Come dire, quando c'era la lira, caro lei, tutti erano più felici. Di certo questa filigrana e queste monete sono per molti un pezzo della nostra storia. Ed è per questo che Aldo Cescon, appassionato di tutto quello che rappresenta le nostre radici, ha deciso di allestire un'esposizione unica nel suo genere. Unica perché certi pezzi sono davvero difficili da trovare in giro, ma anche perché appartiene al suo museo privato di 7 comuni, che conta oltre 20.000 pezzi tra oggetti della civiltà contadina, di uso comune nei secoli scorsi e naturalmente tra monete, monetine e cartamoneta. Ho voluto raccogliere tutto quello che c'era della lira dal dopoguerra in poi, finché nel 2002 è arrivato l'euro. Qua mancano solo le 500.000 lire di carta, se no ci sono tutte. 37 monete che andavano in tasca, dalle 1000 lire alla lira, e dopo tutti quelli che sono passati, i 1000, 2000, 5.000 e 10.000 col tempo. Chi oggi con i capelli grigi non si ricorda le 10 lire da mettere nella macchinetta che ti restituiva una pallina di zucchero colorato o di chewing gum o cingoma come si diceva da piccoli? O le 100 lire che poi la crisi di Mani Pulite del 92 aveva ristretto? O ancora le 500 lire in moneta che molti non volevano perché si diceva erano più facili da spendere? Anticipo di quell'euro dove, a pensarci bene, ci vorrebbero 4 di queste monete per una del conio che ha unificato terre e popoli dalla Polonia al Portogallo. La gente era più contenta. Oggi, per quanti euro che abbiano in tasca, hanno come le tasche vuote. Qua ci sono le 20 lire che equivalgono a 1 centesimo di adesso, ma una volta un ragazzino che andava via con 20 lire in tasca sorrideva. Adesso con il centesimo e spera di avere braghe rotte, chi va fuori se anche c'ha palle in mano. Tante le considerazioni ammirando questa collezione, dove ci sono anche delle monete mai entrate in circolazione. Il pezzo più importante sono le 1000 lire d'argento che non sono neanche mai andate in commercio perché il loro valore superava le 1000 lire. E dopo il pezzo meno importante non saprei dirle perché tutte hanno il loro valore. Per la consueta rubrica della domenica dedicata alla nostra storia vi riportiamo a luglio del 1986 a Treviso e a un consiglio comunale al Palazzo dei 300. Rivedremo volti che fanno parte della storia trevigiana, ma anche temi che, nonostante siano passati tanti anni, rimangono sempre di attualità.
C'era molta attesa questo pomeriggio per la convocazione del Consiglio Comunale cittadino. I membri dell'Assemblea Consigliare dovevano infatti discutere sulla vertenza relativa ai vigili urbani. Attese deluse e argomento rinviato al prossimo Consiglio Comunale che si terrà lunedì 21 luglio, fra una settimana. Questo in sostanza quanto ha stabilito l'organo politico dopo un battibecco fra contrari e favorevoli. Pro rinvio ovviamente l'avvocato Pavan e compagni, contro comunisti con Varnier a tuonare e fare di tutto per discutere l'argomento oggi. Alla fine i numeri hanno dato ragione alla maggioranza. Si sono espressi a favore del rinvio 20 consiglieri, 7 i contrari, 6 gli astenuti. Nemmeno il tempo di placare gli animi e sotto con un altro argomento di fuoco, la difficile situazione della ditta Franchin. Ha relazionato l'assessore di reparto Nilo Bettero dicendo che l'amministrazione ha fatto tutto il possibile per intravedere possibili soluzioni positive nel merito. Hanno replicato un po' scocciati i comunisti, discorsi morbidi da parte di Pavan e Brunetta. Alla fine ancora Varnier in scena con un documento non letto consegnato al sindaco Mazzarolli perché ne facesse saggio uso. Pausa di mezz'ora e per finire grandi votazioni. Sono stati eletti 16 rappresentanti per il nuovo comitato di gestione dell'ULSS numero 10, 20 membri per il consiglio tributario e nuovi rappresentanti per l'assemblea del consorzio Trevigiano Trasporti. E per Treviso è davvero tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.